Né misure correttive né dibattito sull'attuale situazione politico-amministrativa di Palazzo dei Giganti, nulla di tutto questo. Aula Sollano nella seduta di ieri sera si è accanita su un atto di indirizzo che quasi certamente, tenuto conto del trend che c'è in quelle latitudini, è destinato a diventare carta straccia. Eppure interventi e confronti piuttosto serrati, aspri e anche spigolosi in alcuni momenti, tanto da indurre l'ufficio di presidenza a sospendere per ben 3 volte i lavori per riportare calma e ordine. Il Consiglio Comunale di Agrigento mostra così un volto teso con scontri a volte a gamba tesa, frutto di un clima poco sereno che si respira tra i banchi. E questo a prescindere dai punti in esame, perché appare incomprensibile come lo scenario delineatosi ieri sera potesse essere collegato al prelievo di una mozione presentata dalla consigliera indipendente Nuccia Palermo riguardante il ripristino della sicurezza e del decoro in un tratto di marciapiede di Villa Seta. 3 ore di dibattito quasi sterile e dannoso per le casse comunali, i gettoni di presenza scorrono inesorabilmente per non concretizzare nulla, sebbene all'ordine del giorno figurassero, come dicevamo, punti di grande rilevanza, come l'analisi sull'assetto politico dell'amministrazione del Consiglio Comunale a seguito della sofferenza numerica del Firetto in aula, dove ha formalmente perso la maggioranza, e l'adozione delle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti per porre rimedio all'emergenza finanziaria che rischia di portare il Comune di Agrigento verso il fallimento.